Buongiorno, ben ritrovati con Ore 13 Salute, eccoci in diretta come ogni martedì. Quest'oggi parleremo di influenza, malattia da non sottovalutare, come prevenirla è il titolo della trasmissione di oggi. Perché parliamo di influenza? Perché proprio ieri nell'ULSS 2 della Marca Trevigiana è partita la campagna vaccinale che quest'anno mira a coinvolgere un numero sempre più ampio di cittadini e di popolazione. 145.000 le dosi che sono state acquistate per un valore di 800.000 euro. Quindi sicuramente una campagna di vaccinazione molto importante, quella che è appena cominciata. Per approfondire l'argomento, qui con me in studio il dottor Sandro Cinquetti, direttore del servizio igiene pubblica dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno dottore, grazie per essere qui con noi. Ed il dottor Giorgio Scottona, direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Grazie anche a lei, dottor Scottona, per essere qui con noi quest'oggi. Allora, cominciamo subito parlando dell'influenza. Dottor Scotton, che malattia è l'influenza? L'influenza è una malattia complessivamente abbastanza banale, perché è una malattia che si manifesta essenzialmente, soprattutto in base alla stagionalità, si fa la diagnosi con la febbre, il mal di gola, naso chiuso, ma soprattutto dolori muscolari, infatti il senso di bastonatura generale che è molto importante. La febbre a volte è molto importante perché si hanno anche 2 o 3 giorni di brividi intensi, insomma, per fortuna dura poco, 3-5 giorni, massimo 7 giorni, nella maggior parte dei casi si risolve. È una malattia che è importante soprattutto in certe fasi, che è molto condizionata, a parte da certe condizioni che poi vedremo sulle complicanze che hanno i pazienti, ma soprattutto in base all'età, soprattutto se è molto giovane e soprattutto nell'anziano, perché è una malattia che mette sotto stress in maniera importante tutto l'organismo. E poi l'altro aspetto è che una volta superati questi 5-7 giorni in cui di solito uno sta a letto eccetera, c'è anche la fase poi di ripresa che a volte può essere un po' prolungata e ci vuole qualche giorno. Ecco, quindi diciamo all'apparenza sembrerebbe una malattia tutto sommato non grave, eppure come abbiamo appunto intitolato è una malattia da non sottovalutare assolutamente. Perché, dottor Cinquetti? L'influenza in alcuni casi, specie in persone che hanno condizioni cliniche critiche di base, cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, pazienti che stanno combattendo con un tumore, situazioni di questo genere complesse. Questa gran parte di persone si colloca nella fascia d'età con più di 65 anni, per motivi ovvi. In queste persone l'influenza si può in alcuni casi presentare con forme gravi e complicate, che si manifestano appunto o con superinfezioni batteriche oppure anche in sé con insufficienza respiratoria, fino in alcuni casi fortunatamente rari, per portare la persona a morire. L'anno scorso sono morti di influenza nel Veneto 10 persone, registrate e ufficialmente classificate come tali. Probabilmente qualcuno di più, perché non sempre la registrazione è precisa. E oltre ai decessi ci sono stati anche decine di migliaia di contagiati, moltissimi ricoveri, tant'è che insomma ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali. La stessa macchina sanitaria ha avuto qualche difficoltà proprio a fronte di questo grandissimo numero di persone con complicanze che quindi sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere. Evitare l'influenza ha 2 finalità. Prima di tutto, proteggere se stessi e i propri familiari e le persone che ci vivono vicino, soprattutto che vivono vicino a persone in condizioni appunto cliniche difficili, ma anche un ruolo sociale, perché evitare l'influenza o evitarne le forme più significative, lo scopo principale della vaccinazione è questo, significa anche poter mantenere la propria performance lavorativa e non intasare le strutture sanitarie.
Sicuramente. Dottore Scotton, che tipo di epidemia ci si aspetta quest'anno? Sarà particolarmente aggressiva l'influenza dell'inverno 2018-2019 secondo quelli che sono gli studi e i segnali, insomma, che arrivano a voi sanitari? Diciamo che una delle cose più difficili in questo mondo è prevedere come sarà la stagione influenzale. Questo basta vedere quello che è stato l'anno scorso, che si era impostato una certa campagna vaccinale, invece poi il virus sono stati diversi e soprattutto anche la durata dell'influenza è durata più settimane di quello che si prevedeva. Complessivamente però voglio dire che perché poi il peso della malattia si basa nell'eccesso di mortalità, di quanti morti in più ci si attendeva rispetto a quello che è il periodo in cui non c'è l'influenza, e bene o male negli ultimi anni si è mantenuto abbastanza bene. Quello che è ovviamente il pericolo che uno si aspetta è un attimo di dire quando sarà la prossima vera pandemia, insomma, come abbiamo visto questo episodio climatico che c'è stato poco tempo fa, dire quando sarà invece quella grossa che darà molto importante, questo è molto difficile. Ecco, che cos'è la pandemia? Spieghiamola ai nostri telespettatori, forse non tutti allora, lo sanno. Il virus e l'influenza sono diversi virus, c'è il tipo A, il tipo B e il tipo C, insomma l'unico che dà veramente le pandemie mondiali sono quelle del tipo A, ci ricordiamo quella del 17-18, la famosa spagnola, poi quelle successive che sono state le asiatiche, l'Hong Kong, eccetera, che sono state quelle veramente grosse. Mentre quello che di solito l'anno scorso ha circolato di più è stato un virus un po' più locale, più europeo, diciamo, che è il tipo B. Di solito nelle epidemie ci si aspetta sempre che l'A sia un po' più frequente del B, invece l'anno scorso stranamente diciamo il 65% dei casi erano di tipo B, per cui ha creato un po' di disorientamento e diciamo le previsioni di quelli che dovevano essere la composizione del vaccino non è stata perfettamente centrata, tanto è vero che l'efficacia, e qualcuno anche l'ha notato, non è stata brillante. Quest'anno invece ci sono delle misure in più che dovrebbero dare sicuramente delle risposte molto molto più adeguate. Quindi quali sono queste misure in più? Che quello che, siccome l'OMS stabilisce quando il periodo di solito gennaio-febbraio stabilisce quali che sono i virus che dovrebbero comparire, poi che è sempre difficile fare le previsioni così, ha dato le indicazioni che invece di coprirne 3 ne copre 4, che dovrebbe quindi coprire 2 del tipo A e 2 del tipo B e quindi darci delle garanzie migliori che possiamo fare un vaccino che veramente sia efficace. Quindi cercare di dare la copertura maggiore anche a delle eventuali mutazioni, insomma, anche del perché virus. Purtroppo il virus è un virus dell'uomo, però un virus che proviene dagli animali, e lì il controllo, diciamo, di quello che sta succedendo, perché è un virus molto instabile. Il problema grande di nuovi virus che compaiono di anno in anno sono quello che viene chiamato riarrangiamento, che quindi si miscelano parte del virus umano con quelli animali, soprattutto quelli aviari, tramite di solito il maiale intermedio, che è quello che riesce un po' ad accettare sia un virus che l'altro. La aviaria suina che hanno caratterizzato gli anni passati. Se poi questo riarrangiamento che può scappare, perché si fanno tante osservazioni sugli uccelli a livello tutto mondiale, si cerca di vedere se compaiono, perché si ha sempre paura che da lì possa partire poi quello che sarà il grande virus pandemico, e quindi si cerca un attimino. Si cercano anche di fare, devo dire, anche ci sono dei virus particolari che non sono molto frequenti, che compaiono in alcune parti del mondo, si pensano già di allestire dei vaccini in maniera tale di essere pronti se dovesse partire una pandemia nuova, anche perché questa parte nel giro di poche mesi o poche settimane, mentre allestire un vaccino ci vuole qualche mese, insomma, per quello dice da febbraio, prima di arrivare poi a fine anno ci vuole tutto un impegno dal punto di vista industriale. Quindi bisogna prevenire per tempo ed essere pronti nel caso si dovesse verificare quello che si chiama la sorveglianza epidemiologica a livello mondiale, che ce l'ha in mano l'OMS. Ecco, dottor Cinquetti, l'influenza si può prevenire? Allora, l'influenza è una malattia virale. Le malattie virali praticamente non hanno terapia, se non alcune malattie virali particolarmente importanti per i quali la ricerca farmacologica ha messo a disposizione farmaci potenti, ma non parliamo di malattia batterica per la quale invece l'antibiotico
Gli antibiotici costituiscono una forma terapeutica ormai consolidata nella pratica clinica. Come tutte le malattie che hanno poca possibilità terapeutica, bisogna lavorare molto sulla prevenzione. Ci sono misure non farmacologiche e misure farmacologiche di prevenzione. Le misure non farmacologiche sembrano banali, ma sono importanti e valgono soprattutto per quelle persone citate da me all'inizio, cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, eccetera, per le quali l'influenza potrebbe rivelarsi grave. Queste misure sono non frequentare nella fase di picco epidemico luoghi molto affollati, non toccare frequentemente la bocca, gli occhi, perché si può entrare in contatto col virus banalmente dell'influenza dando la mano a un amico eccetera, e toccando bocca e occhi si può acquisire, lavarsi frequentemente le mani, starnutire in maniera protettiva, diciamo senza diffondere moltissimo nell'ambiente. Quindi con il fazzoletto davanti alla bocca e al naso. Col gomito eccetera eccetera, cioè proteggere in qualche modo le mani che sono il nostro veicolo di infezione sia nel trasmettere il virus sia nel ricevere il virus. Queste sono le misure non farmacologiche. Però purtroppo capiremo che queste misure sono limitate nella loro potenzialità. A questo punto entrano in campo da molti anni fortunatamente misure farmacologiche. Tra queste la principale è la vaccinazione antinfluenzale. È una pratica ampiamente consolidata, i numeri che lei ha dato prima, 145.000 dosi di vaccino, stanno a significare che stiamo parlando di una linea di lavoro di grande rilievo per l'azienda sanitaria, di grande investimento, e su questo noi contiamo in qualche modo quest'anno di migliorare i risultati dello scorso anno, non eccellenti ma comunque buoni. Ecco, infatti quest'anno l'acquisto di vaccini è superiore del 20% rispetto a quelli dell'ultima stagione influenzale, quella dello scorso anno. Come mai, dottore, avete deciso di fare proprio questo investimento nella prevenzione? Abbiamo fatto una scommessa sulla salute dei trevigiani, adesso l'azienda sanitaria unica ci impone, diciamo, numeri importanti, stiamo parlando di 1 milione di persone quasi che vivono in provincia di Treviso, e quindi stiamo parlando di un'offerta che deve essere adeguata a questi grandi numeri. Noi riteniamo che il tempo è maturo, anche per il dibattito che c'è attorno a questo argomento, per un incremento di adesione alla vaccinazione antinfluenzale. Abbiamo bisogno di tutti, in particolare dei medici di medicina generale, ai quali va la gratitudine, credo prima di tutto degli assistiti e anche di noi che organizziamo questa campagna, ma anche di tutti gli operatori che nella loro vita quotidiana possono trasmettere il messaggio positivo e dare il buon esempio. I pediatri anche, lo ricordiamo, perché vale anche per i bimbi, poi magari approfondiremo meglio il discorso dei bambini, no? I bimbi hanno un doppio ruolo: primo, non acquisire l'influenza se questa per loro, per patologie predisponenti, può manifestarsi in forme gravi, ma il bambino non raramente è il veicolo attraverso il quale si arriva al nonno, e il nonno con problemi di solito si contagia appunto attraverso di solito. Non raramente si contagia attraverso il bambino piccolo che ha in casa, e quindi è un meccanismo, diciamo, di diffusione spesso intrafamiliare che la vaccinazione del bambino può contribuire a ridurre. Ecco, allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi. Ore 13 saluta, eccoci nuovamente in diretta per parlare di influenza, una malattia da non sottovalutare, e tutte le armi che sono a nostra disposizione per prevenirla e per combatterla. Qui con me in studio il dottor Cinquetti ed il dottor Scotton dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, proprio perché ieri è partita la campagna di vaccinazione. Allora, dottor Scotton, abbiamo visto quelle che sono le caratteristiche che vi aspettate dell'influenza di questa prossima stagione, ma quali sono le possibili complicanze? Perché abbiamo detto in sostanza che l'influenza tutto sommato sembra una malattia banale, ma che può avere delle complicanze molto importanti, certo, molto gravi, che nelle cosiddette categorie a rischio possono portare anche alla morte. Come diceva prima il collega dottor Cinquetti,
ci sono delle complicanze, è un po' come diciamo la febbre estiva che c'è stata quest'anno. Nella stragrande maggioranza dei casi è una malattia che non dà problemi, in piccola percentuale dà delle complicanze anche severe, così anche l'influenza. E i due grandi capitoli di complicanze sono quelle polmonari e quelle extrapolmonari. Quelle polmonari sono direttamente dovute al fatto che un'infezione respiratoria, diciamo il virus dell'influenza, va nelle vie respiratorie, arriva a livello polmonare, al di fuori ma non va mai nel circolo, non va mai in altri organi, eccetera, anche se c'è un senso di malessere generale. Il virus può localizzarsi a livello polmonare, infatti i casi gravi che abbiamo avuto nei giovani soprattutto è dovuto al fatto che il virus scende e va a localizzarsi a livello di entrambi i polmoni con una polmonite bilaterale virale che richiede, che è uno dei motivi per cui i pazienti vanno in rianimazione. Quello allora adesso, con l'aspetto rianimatorio importante che ci sono disponibili in questi ultimi anni, cosa che non era disponibile in precedenza, insomma si riescono a fare passare la fase critica, perché dura qualche giorno, e tanti sono riusciti a superare questo evento. La grande complicanza invece del passato erano le infezioni batteriche, perché il virus ovviamente provoca una lesione a livello della mucosa delle vie respiratorie e questo ovviamente manca quell'aspetto di pulizia che viene fatto dalle ciglia della mucosa respiratoria, per cui i batteri hanno la possibilità di dare delle complicanze importanti. Quindi la polmonite, quella convenzionale batterica, che una volta non c'erano gli antibiotici, faceva ovviamente una catacombe, adesso invece con la terapia antibiotica riusciamo a dominare, anche se a volte alcune polmoniti sono molto importanti. Ecco, con che incidenza, dottore, colpiscono queste complicanze? Nel senso, che cosa si rischia ovviamente se non si è vaccinati, in che misura? Beh, allora, la vaccinazione dà una copertura, diciamo un'efficacia che va dal 50 all'80% proprio se il vaccino è quello giusto, che hanno azzeccato proprio i ceppi che girano in quel momento, in quella stagione, così, e quindi quelli vengono preservati bene. Per quanto riguarda la frequenza non è alta, però è difficile dire, però diciamo un aumento di mortalità. Abbiamo sentito prima ci sono state qualche decina di casi di mortalità dovute a queste complicanze nelle terapie intensive. Solo nel Veneto, esatto. Se uno dovesse dire a livello europeo l'impatto è stato circa di 10.000 morti, insomma, a livello generale su tutte le nazioni, che sembra tanto, però un po' equivalente a quello che è la mortalità per l'HIV a livello europeo, diciamo, molto meno di quello che è la mortalità per esempio di un problema emergente che sono i germi multiresistenti agli antibiotici. Noi stiamo parlando, ci sono per fortuna gli antibiotici che ci curano, adesso abbiamo anche il problema di antibiotici che non riescono più a curare certi tipi di infezione e che stanno impattando forse più di altre malattie. Comunque sia, voglio dire, queste complicanze abbiamo una piccola percentuale per fortuna di bambini piccoli e nei giovani in cui si ha soprattutto la localizzazione del virus, quindi questa polmonite virale, mentre nel paziente che ha una certa età, voglio dire, lì abbiamo soprattutto la complicanza batterica che è molto più frequente, lì è molto più difficile capire, però l'eccesso di ospedalizzazione eccetera sono soprattutto in queste fasce di età. Tanto è vero che abbiamo sempre il periodo, tra virgolette, speriamo quest'anno meno, di emergenza, di ricoveri, che bisogna capire dove mettere i bis, dove sistemarli eccetera, c'è tutta una strategia a livello ospedaliero che cerca di far fronte a questo. Perché poi bisogna anche stare attenti a dove vengono ricoverati per non contagiare altri malati. Bravissimo. Che sono all'ospedale per tutte altre patologie, no? La modalità più facile per prendere l'influenza è ricoverarsi nel periodo influenzale, perché è impossibile applicare delle modalità di isolamento adeguate, perché è una malattia estremamente che si diffonde rapidamente nel giro di poche ore, eccetera, e quindi non si riesce a controllare in maniera adeguata. Quindi il vaccino serve sia per gli operatori sanitari e sia per tutti quelli che hanno determinati problemi e che si ricoverano. Devo dire anche che un concetto importante è che mentre abbiamo parlato di chi ha la patologia polmonare, chi ha la patologia cardiaca, si è visto che chi ha l'influenza aumenta per esempio l'impatto del numero di infarti. Chi ha l'influenza e ha una certa età fa più infarti che in altro momento, è una malattia che mette sotto stress l'organismo e quindi dà determinati problemi. Quindi può innescare, diciamo, a catena, sicuramente il numero di infarti, il numero di tante cose aumentano in coincidenza dell'influenza. Quindi anche la cardiologia ha il suo da fare, non solo le terapie intensive per quanto riguarda
il supportare dal punto di vista ventilatorio i pazienti. Poi ci sono delle complicanze che sono non polmonari ma che sono extrapolmonari, ci sono delle complicanze neurologiche per esempio, che sono per esempio abbastanza rare per fortuna, ma anche noi ne abbiamo viste, che non sono dovute però alla localizzazione diretta del virus. Ci sono delle complicanze muscolari, a volte ci sono dei danni muscolari importanti anche in corso di queste malattie. Aumentano sicuramente le otiti, tutte le infezioni delle altre vie respiratorie, ovviamente essendoci un intasamento a livello della gola, della tuba di Eustachio e tutto, ovviamente è una delle cause, quindi anche lì nei bambini, ma anche nell'adulto di una certa età. L'altro aspetto invece è l'influenza nel paziente gravemente immunodepresso. Abbiamo parlato di chi ha determinate malattie, chi ha i bronchi, che ha la bronchite perché fuma, o che ha le bronchitasie per altri motivi, chi è cardiopatico, chi è obeso, che anche questo è un fattore di rischio importante. C'è chi invece è l'immunodepresso, che ne abbiamo sempre di più oggi come oggi, l'oncologico che fa terapie, quindi pazienti oncologici. e i pazienti, soprattutto quelli immunodepressi più gravi, sono gli ematologici, perché fanno di quelle terapie veramente molto importanti. In quel caso hanno sì delle complicanze. In quel caso, devo dire, sono quei pazienti che non riescono a controllare il virus. Il paziente cardiopatico, sì, c'è la sua complicanza, ma entro 7-10 giorni il virus lo elimina. Questi sono pazienti invece che il virus possono eliminarlo per settimane e settimane, perché il loro sistema immunitario non si riprende, non ce l'hanno e quindi non riescono a controllarlo. Quindi con una debilitazione dell'organismo. Debilitazione importante, soprattutto con il rischio anche di seminare molto di più di quanto fanno altri. È un bambino che dura nel tempo nel quanto riguarda la possibilità del contagio. In questi pazienti, ecco, si parlava del vaccino, ma in cui il vaccino in questi pazienti purtroppo funziona poco, perché hanno un sistema che non reagisce, quindi non riesce a formare anticorpi adeguati, però qui pochi farmaci, ecco, è vero che ci sono gli antibiotici per le infezioni batteriche e per i virus c'è molto poco, però quel poco che c'è in questi pazienti riescono a fare molto, perché abbiamo visto anche noi pazienti con leucemia eccetera che avevano questo virus che continuavano a eliminare così facendo determinati farmaci, che devo dire sono anche sperimentali, a volte bisogna anche richiederli in maniera direttamente dall'azienda, ma nel giro di 24 ore si riescono ad avere, riescono a controllare e a venirne fuori, altrimenti erano pazienti che rischiavano di morire di insufficienza respiratoria. E questa è una buona notizia, insomma, fortunatamente, esatto, che esistono anche degli antivirali che possono in qualche modo aiutare. E c'è tutta una novità, devo dire, nei prossimi anni interessanti che potrebbero darci delle ottime, proprio per venire incontro a questa popolazione che è sempre più in aumento, devo dire, perché noi abbiamo ovviamente malattie infettive, vengono selezionati molti pazienti, però abbiamo pazienti che sono veramente messi male da questo punto di vista. Certo. Ecco, dottor Cinquetti, allora ricollegandoci a questo discorso, chi deve quindi vaccinarsi? Abbiamo anche una slide che avete fornito nell'opuscoletto dell'ULS 2, è la numero 2 per la nostra regia, no? Con tutti i vari consigli che vengono dati ai pazienti. Quindi chi deve vaccinarsi, chi sono le persone alle quali voi consigliate la vaccinazione? Dato per scontato che la consigliate a tutti, no? Ma comunque ci sono delle categorie per le quali è fortemente raccomandata. Ricollegandomi a quello che diceva il collega Giorgio Scotton, devono vaccinarsi per l'influenza le persone per le quali il sistema immunitario può non essere perfettamente in grado di combattere la malattia e le persone per le quali l'infezione da virus influenzale può determinare un aggravamento della patologia sofferta. Bisogna anche un po' semplificare per gli ascoltatori. Dov'è che troviamo il grosso di queste persone? Dai 65 anni in su. Una volta si diceva i soggetti anziani, adesso un 65enne, 70enne non si sente più un anziano e effettivamente 65 anni deve ancora lavorare, quindi sicuramente effettivamente il concetto anche di anziano, grazie al cielo, col prolungamento della vita in buona salute eccetera, si sta spostando verso i 75 anni. Questa linea di taglio dei 65 anni ci aiuta tantissimo, lì non c'è da pensare a patologie, che cosa ho, cosa non ho. Ho 65 anni e oltre, mi devo vaccinare per l'influenza. Ho meno di 65 anni, mi devo vaccinare se ho una delle molte malattie croniche che potrebbero peggiorare di fronte a un'infezione influenzale, determinando complicanze della malattia
o favorendo complicanze del virus influenzale. Ecco, stiamo vedendo la slide che avete preparato, quindi persone di età pari o superiore ai 65 anni, poi bambini, ragazzi, adulti affetti da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze, questo appunto l'abbiamo visto prima, donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, quindi anche la gravidanza, diciamo, è un momento di rischio nel quale consigliamo vaccinarsi, dottore? Questa è una raccomandazione che è stata resa evidente da studi abbastanza recenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio Europeo appunto, che si occupa di prevenzione delle malattie infettive, ha introdotto da alcuni anni questa raccomandazione e noi l'abbiamo riportata come terza raccomandazione perché significativa. Nella fase avanzata della gravidanza la donna è in una condizione di impegno, certo è una persona sana, non è un malato, è una condizione di impegno per il quale in qualche modo una malattia influenzale potrebbe avere un qualche significato non banale. Ecco, vediamo ancora la slide, prego la regia, eccola qui. Poi abbiamo il personale sanitario, si accennava prima, medici, infermieri, personale sanitario di assistenza. Perché? Perché potrebbero essere veicolo di infezione. Per due motivi. Primo, perché durante l'epidemia influenzale devono essere al lavoro. È una cosa banale, ma se il personale sanitario sta a casa dal lavoro perché è ammalato di influenza, nel momento in cui c'è bisogno del personale sanitario è un dovere sociale importante. E secondo, perché il soggetto vaccinato, in qualche modo non ammalando, riduce significativamente la possibilità di contagiare pazienti anche fragili che si trovano in ospedale affidati a lui. E quindi a questo proposito voi state attivando una campagna particolarmente diciamo forte quest'anno nei confronti anche del personale sanitario. È una campagna che viene raccomandata a tutti i livelli internazionali, nazionali, europei. Quest'anno con il servizio del medico competente, che è il servizio aziendale che si occupa della tutela della salute dei lavoratori e della riduzione dei rischi di contagio in ambito specialmente intraospedaliero, si è rinnovato un impegno per un'estensione del personale sanitario da vaccinare. Allora, grazie dottore, abbiamo ancora la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo per continuare a parlare di influenza. 45. Ore 13 saluta, eccoci nuovamente in diretta con il dottor Cinquetti ed il dottor Scotton dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana per parlare di influenza. Prima di passare alla diagnostica, ad altri aspetti di questa malattia, volevo terminare, dottor Cinquetti, con lei i consigli, insomma, per quelle che sono le categorie a rischio che voi date appunto anche negli opuscoli che vengono distribuiti e che ora tutti i cittadini della Marca possono trovare in farmacia piuttosto che dai medici di famiglia. Quindi abbiamo visto il personale sanitario, ci sono poi i familiari e i contatti di persone ad alto rischio. Quindi anche persone sane al di fuori dell'età, diciamo, consigliata o delle patologie che rendono vivamente raccomandabile la vaccinazione. Se si vive a contatto con un paziente fragile è bene, come dire, proteggerlo, no? Vaccinandosi. Sì, questa categoria potremmo dire che è molto simile a quella del personale sanitario. Familiari, noi sappiamo bene che quando siamo malati chi è che ci assiste? La nostra famiglia in prima battuta. Fortunatamente si va poco in ospedale ammalati di influenza. Bene, avere un familiare che sta bene quando si è ammalati è molto importante, quindi queste sono persone per le quali la vaccinazione è raccomandata nella stessa maniera per la quale è raccomandata per il personale sanitario. Questo vale anche per i bambini, perché i bambini che convivono con soggetti ad alto rischio, con anziani avanzati, con persone col sistema immunitario fragile, con tutte quelle categorie di persone citate dal dottor Scotton poco fa,
è opportuno che vengano raccomandati nella loro indicazione di vaccinazione e la loro vaccinazione riduce fortemente il rischio di infezione intrafamiliare e la circolazione del virus. Quindi è un po' come quella famosa immunità di gregge di cui si parla anche per le malattie infantili, no? Una prevenzione per proteggere gli altri. La famiglia è un ovile, se non è proprio nell'ovile sta il gregge, in qualche modo questo è un paragone molto buono quello che lei ha proposto, è una mini immunità di gregge. Ecco, c'è anche un altro aspetto, lo vediamo, ecco, forse poco conosciuto, personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani. Ne aveva accennato lei prima, no, dottor Scotton? Quindi anche chi è a contatto magari in campagna con animali, chi ha un allevamento, ma forse anche chi ha il pollaio, faccio per dire, no? Beh, comunque anche il cane e il gatto casa possono essere colpiti dall'influenza, quindi voglio dire, se uno dovesse vedere in senso lato... Quindi anche l'animale domestico. Anche, sì, esatto. In questo caso è consigliata Qui la vaccinazione? Viene consigliato, immagino, soprattutto per quanto riguarda chi ha allevamenti di pollame, chi ha maiali, eccetera, in questo senso qui, insomma, ecco, a livello... Però, ripeto, anche dopo ovviamente il cane, il gatto non è che intervenga nella catena nel trasmettere così, però può ammalarsi, quindi se uno a volte negli animali di casa vogliamo bene più forse anche di qualcun altro, anche quello insomma è una precauzione che uno potrebbe prendere, insomma. Ecco, quindi queste sostanzialmente sono le categorie a rischio, le categorie per le quali è vivamente raccomandata la vaccinazione, dottor Cinquetti, che è gratuita per queste categorie, ricordiamolo. Per questo elenco che non è totale, l'elenco è stato consegnato a tutti i medici di famiglia, è noto, lo si trova su internet dovunque, ma per queste grandi categorie chiaramente la vaccinazione è gratuita perché è interesse delle persone in qualche modo star bene, però è anche interesse della collettività e dell'ULSS che i propri cittadini stiano bene. Chi sta bene continua a lavorare di aiuto alla propria famiglia e di aiuto a se stesso e soprattutto, diciamo, incide anche meno sui costi del servizio sanitario che sappiamo non essere trascurabili di fronte a una malattia influenzale grave. Chi invece non rientra in queste categorie e vuole comunque vaccinarsi per proteggere se stesso, per proteggere gli altri, che cosa deve fare, dottore? A parte che sono relativamente poche le persone che non rientrano in queste categorie, tuttavia chi intende vaccinarsi non rientrando in queste categorie o trova il vaccino in farmacia, se lo fa somministrare dal proprio medico o da una figura sanitaria di fiducia, o si rivolge ai nostri servizi, a tutta la rete dei servizi di vaccinazione del territorio, con un piccolo ticket ottiene la vaccinazione. Ecco, dottor Scotton, passiamo alla diagnostica. Lei dirige il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Treviso, quindi immagino che in questi anni ne avrà viste un po' tante, giovani, anziani. C'è qualcosa che vuol dire? Ne parlavamo proprio durante la pubblicità, magari è proprio con gli esempi di singoli episodi che si fa capire anche alle persone, ai telespettatori che ci stanno ascoltando, quali purtroppo possono essere le conseguenze alle quali si va incontro, e quindi il motivo proprio per il quale l'influenza non è una malattia da sottovalutare. Giustamente lei diceva sulla diagnostica, in questi ultimi anni ci sono stati dei passi in avanti molto rilevanti sulla diagnostica. Una volta all'influenza ci sono dei test rapidi che si fa in ambulatorio, che però sono test rapidi abbastanza buoni, però che non hanno un'ottima sensibilità. Adesso ci sono quelli famosi esami che chiamano di biologia molecolare, che si va a cercare direttamente parte del genoma, o il DNA o l'RNA del virus, e si riesce a fare una diagnosi nel giro di pochissime ore. Ci sono pannelli di esami che permettono di identificare il tipo di virus, ma non solo influenza A o influenza B, H1N1 oppure H3N2, quindi essere molto particolarizzati, ma si riesce a avere anche sapere se può essere un parainfluenza, se è un virus respiratorio sinciciale, se tantissime altre cose, quindi a tipizzare meglio e capire che tipo di malattia infettiva è. Questo, devo dire,
ha insegnato molto e ci ha fatto capire determinati quadri clinici che a volte, ovviamente dicevamo, questo è un quadro influenzale, invece sono tanti i virus che li possono dare. Questo tipo di diagnostica è molto importante, quando dicevo prima è molto difficile a livello ospedaliero a volte applicare correttamente delle precauzioni. Questi tipi di indagini, però, di diagnostica, si presenta bene perché proprio si permette di fare una diagnosi molto rapida e quindi in giornata al momento dell'ingresso del paziente e permette proprio di selezionare dove va collocato, in quale stanza e quindi evitare se possibile anche a livello ospedaliero un attimino quello che può essere la circolazione del virus. Questo è molto rilevante. Un'altra cosa che si è imparato, per esempio, quando dicevo prima a volte ci sono delle complicanze polmonari, il virus scende e va a localizzarsi a livello polmonare. Abbiamo visto perché normalmente si fa un esame diagnostico a livello nasale, si fa la ricerca del virus lì perché è lì che si localizza inizialmente, però la complicanza a volte viene qualche giorno dopo, quindi fare solo il tampone nasale che una polmonite potrebbe non identificare il virus, bisogna andarlo a cercare direttamente a livello polmonare e abbiamo avuto anche noi dei casi che era negativo a livello nasale mentre a livello polmonare, quindi abbiamo potuto avviare comunque una terapia adeguata, avendo a volte delle risposte molto buone. Bisogna vaccinare per evitare complicanze, a volte ci sono complicanze molto rilevanti che hanno anche dei costi importanti poi nell'impegno dell'ospedale per riuscire a venire incontro a queste complicanze, devo dire a volte anche con ottimi risultati. C'è il famoso discorso della circolazione extracorporea, pazienti che non riescono più a respirare perché ha completamente entrambi i polmoni coinvolti dall'infezione, possono essere messi in circolazione extracorporea per qualche giorno in maniera tale poi da riuscire, aiutati in parte, non si sa quanto, dalla terapia farmacologica, insomma possono poi ripulire il polmone e poi essere svezzati ovviamente da questa circolazione. Quindi sono delle macchine salvavita, possiamo proprio definirle sono macchine salvavita che hanno così. degli impegni colossali, delle complicanze, perché poi vuol dire inserire di cateteri importanti a livello inguinale, a livello del collo, eccetera, e quindi voglio dire permette di venire fuori da questa complicanza, però hanno delle complicanze anche di gestione molto importanti. Però insomma nei giovani abbiamo visto anche giovani che sembravano, devo dire tra virgolette, spacciati, invece venire fuori in maniera brillante e completamente. Quindi i pazienti veramente gravi non vengono in malattie infettive, da noi vengono quei pazienti che possono essere gestiti in un reparto medico come le medicine, eccetera. I pazienti veramente gravi li troviamo o in terapia intensiva o nella terapia intensiva della cardiochirurgia, dove applica questo tipo di modalità di rianimazione. E quindi laddove c'è la speranza in qualche maniera di salvare loro la vita. Ecco, ci scrive una mamma, il mio figlio di 6 anni è soggetto a frequenti otiti, è il caso di vaccinarlo? Vuole rispondere lei, dottor Cinquetti? È un classico caso, l'ha riportato prima il dottor Scotton, che può avere beneficio dalla vaccinazione. Sicuramente la mamma può rivolgersi al proprio pediatra di famiglia che raccomanderà la vaccinazione e probabilmente la eseguirà. Colgo l'occasione di una cosa importante: siamo a 100 anni esatti dalla grande pandemia influenzale del 1918-19. La spagnola, di cui si parlava all'inizio. La famosa, che ha fatto tanti morti quanti la guerra. Noi abbiamo messo in campo come azienda ULSS quella che potremmo definire una macchina da guerra, a 100 anni di distanza dalla fine della Grande Guerra, che in questo territorio l'ULSS l'ha divisa in territorio occupato e territorio non occupato, se ci pensiamo, eventi quasi incredibili. Questa che potremmo chiamare una macchina da guerra con più di 1000 persone impegnate direttamente nell'esecuzione della vaccinazione, la potremmo rinominare macchina di salute. Speriamo che abbia i risultati per i quali abbiamo investito. Ecco, magari ne parliamo meglio nel dettaglio, analizzando questa macchina da guerra, tra virgolette, che appunto si sta preparando alla grande campagna vaccinale anti-influenzale 2018-2019. Linea alla regia per l'ultima pausa pubblicitaria. Ci rivediamo tra poco.
Ore 13 saluta, eccoci nuovamente in diretta. ULSS2 influenza, stiamo parlando di questa malattia da non sottovalutare, l'abbiamo visto nel corso della puntata, e per combattere la quale è appunto partita la campagna di vaccinazione. Dottor Cinquetti, poco fa lei l'ha definita come una vera e propria macchina da guerra, quella che avete messo in atto quest'anno per combattere l'influenza. L'abbiamo detto, 145.000 dosi di vaccino, un vero e proprio esercito, per continuare a usare questo parallelismo con il centenario della Grande Guerra e il centenario della grande pandemia, la spagnola, che fece nel 1918 milioni di vittime in Europa. Quindi come vi state organizzando proprio per affrontare questa nuova campagna di vaccinazione? Vorremmo celebrare questo centenario con i successi, diciamo, preventivi, perché il centenario lo ricordiamo per la catastrofe della pandemia influenzale. Certamente non avremo un anno pandemico come quell'anno pandemico, che è stato molto molto particolare, eravamo anche nel periodo immediatamente conseguente alla catastrofe bellica, la situazione per noi è molto migliorata. Come lei diceva, questa macchina da guerra, che potremmo chiamare macchina di salute, macchina sanitaria per sostenere la salute dei nostri cittadini, dei cittadini che sostengono anche impegno per avere il servizio sanitario efficiente, conta una rete di medici di medicina generale impegnati nella vaccinazione antinfluenzale. La gran parte di questi vaccini saranno eseguiti dai nostri medici di medicina generale. E poi abbiamo una rete dei servizi vaccinali diffusi sul territorio, oltre 20, i 3 centri principali, la Madonnina a Treviso, Conegliano e Montebelluna, ma anche la rete dei servizi, diciamo, non principali, molto diffusi sul territorio, una ventina, come dicevo, con orari molto ben specificati sul sito internet, in parte anche sulla documentazione che gira, in grado di eseguire la vaccinazione a chiunque la richieda e ne abbia necessità. Ecco, dottor Scotton, abbiamo visto l'elenco delle persone alle quali è vivamente raccomandata, insomma, la vaccinazione, ma ci sono anche delle controindicazioni, ci sono delle categorie di persone per le quali invece è meglio non vaccinarsi, magari sperando in questa cosiddetta immunità di gregge della quale parlavamo prima. Diciamo, l'unica vera controindicazione, se uno utilizza del vaccino che è stato coltivato sulle uova, è ovviamente un'allergia severa alle uova. Esistono però anche vaccini che possono essere fatti, io non so se vengono proposti anche a livello della nostra USL, vaccini anche per gli allergici alle uova. Sì, sostanzialmente è un problema molto molto modesto, perché di fatto la vaccinazione contiene quote irrilevanti, i sistemi di coltivazione sono molto raffinati, è un problema che si poneva soprattutto nelle prime preparazioni, ormai questo è un problema, diciamo, molto, molto sfumato. Vere controindicazioni impegnative alla vaccinazione antinfluenzale non ne abbiamo. Forse l'unica controindicazione temporanea è il fatto che la persona abbia una malattia acuta, deve rinviare di qualche giorno la vaccinazione, perché le vaccinazioni vanno eseguite quando si è in buone condizioni di salute. In buona salute. Ecco, dottore Scotton, in molti si chiedono ma come mai la vaccinazione anti-influenzale va fatta, va rinnovata ogni anno, mentre le altre vaccinazioni, tipo quelle per le malattie infantili, durano per tutta la vita? I motivi sono essenzialmente due. Primo, perché i ceppi che girano e che sono causa di queste epidemie sono diverse di anno, possono essere notevolmente diverse di anno in anno. Diciamo, ci sono delle piccole modifiche di questi virus, a volte ci sono delle grosse modifiche, e sulle grosse modifiche di aspetto antigenico, voglio dire, il vaccino deve essere bilanciato. Proprio per questo di anno in anno l'OMS identifica quali devono essere i virus da utilizzare per compilare il vaccino, per fare il vaccino. L'altro aspetto è che un vaccino che abbiamo visto non è la cosa perfetta, che dà una copertura del 100%, dà un'immunità, se è buona, un'efficacia che va 50, 60, 70, in casi particolarissimi, se proprio indovinato il vaccino giusto, arriviamo anche sull'80%, però
la durata, nel giro di 12 mesi il tasso degli anticorpi vengono a scemare, quindi devono essere stimolati di anno in anno. Diciamo, il problema, devo dire, che anche quello che si è parlato anche anni fa, di utilizzare determinati adiuvanti, è quello che si sta scoprendo per ovviamente stimolare il più possibile questo tipo di immunità, però per il momento i dati che abbiamo a disposizione. Insomma, ecco, la regia mandava in onda la nostra pagina Facebook, abbiamo altre domande che ci arrivano dal pubblico. Quali allergici non possono vaccinarsi? Per esempio, chi è allergica all'uovo, l'aveva accennato già prima, no, dottor Cinquetti, questo discorso delle uova. Ci sono anche altre allergie che possono in qualche maniera influire? Ho portato con me, perché il tema è controverso e oggetto di dibattito internazionale, ho portato con me la circolare ministeriale che da anni affronta questo argomento. Le controindicazioni per gli allergici sono relative a soggetti che abbiano manifestato una reazione allergica grave, l'anafilassi, non una banale reazione allergica o un'orticaria, una reazione allergica grave, quindi una situazione, diciamo, di grande impegno che il dottor Scotton certamente conosce bene, dopo la somministrazione di una precedente dose di vaccino. Questa è in qualche modo una precauzione che va tenuta. È una falsa controindicazione l'allergia alle proteine dell'uovo con manifestazioni non anafilattiche. Quindi in qualche modo una banale reazione allergica, non frequentissima a dire la verità, dopo il consumo di uova non è una controindicazione. Non mi preoccuperei molto delle controindicazioni alla vaccinazione. È una vaccinazione che per numeri e caratteristiche, se avesse problemi importanti, li avrebbe manifestati. Ecco, un'altra domanda dal pubblico, ancora se la regia manda in onda, eccola qui la nostra pagina Facebook. Sono una mamma, ci scrive Laura, di un bimbo di 2 mesi e sto allattando. È bene che sia io che il mio compagno ci vacciniamo? La ginecologa me lo ha consigliato, ma sono un po' titubante. Chi vuole rispondere alla signora Laura? Beh, devo dire che è auspicabile, proprio perché il bambino è piccolo, che si vaccini sia lei che il compagno, proprio per i motivi che abbiamo detto prima del gregge familiare, insomma. Quindi bambini il fatto, piccoli, diciamo, sono di quelli allattare al seno in qualche modo non determina alcun problema per abbiamo il visto prima che anche le gravide, loro hanno messo secondo e terzo trimestre, in pratica, da quello che mi risulta, potrebbero essere vaccinate tutte le donne in qualsiasi fase della gravidanza, non dà assolutamente nessun problema. È uno dei vaccini, penso in assoluto rispetto ad altri, meglio tollerati rispetto al placebo, praticamente dagli stessi effetti collaterali del placebo, meglio tollerati forse anche di tanti altri vaccini che qualcosetta di più possono dare di disturbetti locali, voglio dire. Quindi devo dire questo. Insomma, si può vaccinare in tutta centinaia di milioni di dosi se, date da anni. Se allatta il suo bambino. Allora noi siamo giunti al termine di questa puntata. Volevo concludere con quello che è un po' lo slogan, no, dottor Cinquetti, che avete adottato per questa campagna. Abbiamo la slide, la numero 1, proteggi chi ami, vaccinati contro l'influenza. Adesso se la regia ce la manda in onda, dottore, è anche un atto d'amore, proprio brevissimo, un flash prima di chiudere questo di vaccinarsi. Noi sappiamo che in qualche modo le persone che ci stanno più a cuore sono le persone che amiamo. Ecco, ridurre la frequenza e la possibilità di trasmettere una malattia a queste persone è un dovere che tutti noi abbiamo, è un gesto d'amore in qualche modo. Quindi questo è un impegno che i nostri cittadini possono assumere per sé e per i loro familiari. Sappiamo che molte persone anziane, molte persone con problemi hanno bisogno di qualcuno che decida per loro, il familiare che decide per loro, è di grande utilità in questo senso. Quindi vacciniamoci per la nostra salute e per quella di tutte le persone alle quali vogliamo bene. Grazie dunque per essere stati con noi, grazie al dottor Cinquetti, grazie al dottor Scotton dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana e grazie naturalmente a voi telespettatori per averci seguito. Ore 13 torna domani. Buona giornata.